Buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa nella quale oggi presentiamo un bellissimo evento di ciclismo che si chiama Wild Woods e che è stato organizzato da X-Event, che ringrazio insomma. Saluto anche i nostri ospiti che sono il presidente del Parco Colli Alessandro Frizzanin e il sindaco di Montegrotto, che è città di partenza e di arrivo di queste gare ciclistiche, Riccardo Mortandello. Saluto anche Ilenia Lazzaro, la giornalista che ci accompagnerà in questa conferenza stampa, appassionata di ciclismo e anche ex ciclista, una grande campionessa, Ilenia, e Federico Casalini, che è il presidente di X-Event, e anche Massimiliano Baggin e Cristian Leghissa, che fanno parte dell'organizzazione di questo evento ciclistico. E sono felice che la mia prima conferenza stampa, che patrocino un po' qui da consigliere del Veneto, sia proprio sul ciclismo e sullo sport, perché insomma lo sport per me è stato l'inizio del mio percorso in politica, da giovane assessore, poi sindaco e sindaco ancora, e ritengo che lo sport in generale sia un valore importantissimo. Proprio ieri sera, chiudendo il mio mandato, perché sono decaduta da sindaco, ho raccontato di quelli che sono i segni che lascio, e fra questi c'è anche il fatto che lo sport sia ormai un tassello fondamentale della comunità della mia città di Monselice. E Monselice si trova all'interno del Parco Colli, in cui ci sono 15 comuni e si trovano in un sito davvero unico che da qualche anno è anche riconosciuto come patrimonio MAB UNESCO, quindi riserva della biosfera, e quindi è ancora una maggiore importanza quella che oggi andiamo a presentare come gara, perché lo sport è sicuramente la promozione del benessere, insomma questo lo sappiamo tutti, ma è anche un grande strumento educativo per i più giovani, è uno strumento con il quale si promuove la socialità per tutti, perché si sta insieme, si condividono momenti, vittorie, sconfitte, passioni, cadute, ci si rialza, ma è anche un importantissimo strumento di promozione del turismo. E quindi se questa è la strada che dobbiamo percorrere, in bici o a piedi, dobbiamo percorrerla anche con questi eventi, che sono sicuramente un modo per far conoscere a tutti gli appassionati che parteciperanno e che verranno a queste gare, ma anche ai loro familiari, amici, conoscenti e accompagnatori, quanto di bello abbiamo il nostro territorio. Il territorio dei Colli poi insomma è una palestra a cielo aperto e sappiamo bene quanto sia importante tutelarlo, promuoverlo, e naturalmente tutto questo nell'ottica della sostenibilità ambientale che promuoviamo quotidianamente, e lo promuoviamo anche attraverso il ciclismo, perché so insomma che questi eventi c'è anche una particolare attenzione a questo aspetto che è fondamentale. Quindi io lascio la parola a Ilenia, la ringrazio tutti voi e voglio sentire insomma cosa ci raccontate oggi. Grazie. Buongiorno a tutti, sono sempre un po' emozionata ad essere qui perché comunque siamo veramente... Ok, adesso mi sentite. Buongiorno a tutti e ripeto, sono sempre emozionata e onorata di essere qui a presentare a casa dei Veneti di fatto. Questo è un progetto nuovo ed è un progetto che andrà di fatto ad aprire il calendario nazionale del ciclismo fuoristrada a livello proprio Italia. The Wild Woods nasce con l'idea di raggruppare di fatto 4 gare, quindi saranno 2 weekend, si partirà il 21 e il 22 febbraio con le gare di cross country e si chiuderà poi il weekend del 28 febbraio e 1 di marzo con una gara gravel e una gara di mountain bike gran fondo. Si riuniscono 3 tipologie di specialità diverse del ciclismo fuoristrada all'interno del Parco Colli Euganei, perché come ricordavamo il fulcro di tutto sarà Montegrotto Terme, con la partenza e l'arrivo appunto di tutte le gare in programma, ma i percorsi, poi andremo a vederli, andranno a toccare tutto l'ente Parco Colli. Si andrà ad unire il ciclismo giovanile, perché è importantissimo ricordare che il weekend di apertura sarà dedicata alla gara nazionale dedicata appunto alle categorie dei giovani, voglio dire esordenti allievi, sono i ragazzi che vanno alle superiori come età. Ci sarà spazio anche ovviamente per le categorie master e per le categorie degli open, quindi degli atleti un po' più grandi, però il fulcro del primo weekend sarà appunto saranno i giovani che avranno la loro apertura nazionale, perché quella è una gara nazionale, del calendario 2026 per quanto riguarda il cross country olimpico.
Ci sarà poi il weekend successivo l'inserimento, che questa è una novità anche per l'organizzazione di X-Event in questa zona, della gara gravel. Sappiamo ormai che il gravel sta prendendo piede a livello di calendario nazionale e internazionale della Federazione Ciclistica Italiana. Tra l'altro il Veneto ha proprio ospitato le prime 2 edizioni dei mondiali qualche anno fa, dei mondiali gravel. Ecco, ci sarà anche appunto questa gara, lo sottolineo, è una gara gravel appunto per gli atleti che vogliono mettersi alla prova anche in questa disciplina, sabato 28 febbraio, e poi la conclusione il 1 marzo con il cross country point to point, che tra l'altro fa parte di un circuito già rodato e già consolidato come la Veneto Bike Cup. Sarà appunto la prima tappa di questo circuito. Visto che appunto, come ricordavo, questo progetto sposa appieno un territorio che è quello dell'Ente Parco Colli, io voglio qui con me Alessandro Frizzarin, presidente dell'Ente Parco Colli. Grazie. Sì. I Colli Ugani sono una palestra a cielo aperto, sia per gli sport outdoor come magari la camminata, la corsa a piedi, ma anche per il ciclismo. Quindi intanto la ringrazio per aver sposato anche quest'anno un progetto che comunque andrà a far vedere fuori a livello nazionale quanto sono belli i nostri colli e quanto è importante anche tutelare i nostri colli, perché insomma la scelta di X-Event non è una scelta casuale. Poi ne parleremo della sostenibilità, però ok organizzare una gara di mountain bike, però l'importante è sempre avere massimo rispetto di quello che è il nostro ente parco, che è bellissimo e che può portare veramente tanti anche turisti, non solo atleti. Sì, buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Sono anch'io molto emozionato di essere qui oggi. Innanzitutto appunto per l'invito di Giorgia rinnovo appunto i miei complimenti, perché finalmente per la prima volta dopo tanti anni abbiamo anche la possibilità di portare qui in regione con un amministratore e un sindaco, diciamo così, adesso consigliere regionale, le istanze del nostro territorio e poterlo anche promuovere adeguatamente. È stata una grande sfida e rinnovo i complimenti a Giorgia, veramente io penso che siamo molto fortunati di avere a disposizione un amministratore del nostro territorio che appunto farà il meglio per i nostri colli ugani. Ringrazio quindi anche la Regione, ringrazio voi di questo invito. È passato già un anno, perché eravamo qui l'anno scorso per promuovere la scorsa edizione, che è andata strabenissimo, e come sempre il Parco dei Colli Ugani è orgoglioso di poter ospitare questi grandi eventi sportivi a livello nazionale. Il nostro è un parco, il primo parco del Veneto, recentemente anche insignito del riconoscimento mondiale di riserva della biosfera UNESCO. È un percorso, diciamo così, molto importante che stiamo facendo. Siamo anche pronti e operativi adesso con l'istituzione degli ultimi organismi. Avevamo già messo in piedi il comitato di gestione. In questi ultimi giorni abbiamo nominato il comitato tecnico scientifico, la consulta dei giovani. Siamo pronti per arrivare a livello concreto per analizzare tutti assieme il piano di gestione della riserva. Sono degli eventi molto importanti non solo perché permettono di praticare uno sport come quello del ciclismo, che si sposa con i nostri colli. Ricordo che quando sono stato nominato presidente c'era una situazione veramente molto molto critica, nel senso che c'era una normativa, c'era una prassi molto discutibile che non consentiva determinate manifestazioni all'interno del parco.
e per molti motivi c'erano opinioni anche diverse rispetto, diciamo così, a questa pratica. Però è bastato metterci attorno a un tavolo, a convocare tutti gli attori e a discutere, e abbiamo visto insomma che con la discussione e con il buon senso e soprattutto con il rispetto del territorio tutto si può fare, perché il nostro è un parco naturale, ma un parco che va vissuto, un parco che è il più abitato in tutto il Veneto, più antropizzato, quindi assolutamente la pratica sportiva deve sposarsi con quelle che sono le necessità anche di conservazione. Quindi dopo questa prima, diciamo, fase non ci sono stati più, diciamo, nessun problema, è bastato appunto trovarsi, discutere e mettere, diciamo, alcune semplicissime regole, e ormai da 2 anni tutte le manifestazioni sportive nazionali e internazionali si svolgono con regolarità e con la massima soddisfazione da parte di tutti. Uno sport, quindi un parco aperto alle esigenze di tutti gli sportivi, che vanno dalla camminata semplice all'arrampicata all'equitazione. Sono molto diffuse anche adesso la pratica dell'equitazione, stiamo partendo col percorso delle ipovie e soprattutto della bici, quindi dai semplici amatori anche a degli sportivi di eccellenza anche dal punto di vista agonistico, come nel caso di X7. Un modo quindi bellissimo per vivere il parco, per perlustrarlo, per conoscerlo, per fare tanta attività sportiva che fa bene allo sport, fa bene alle persone, permette la socializzazione, permette di avere anche dei contatti dal punto di vista culturale, perché comunque insomma le persone che frequentano il nostro luogo siamo anche molto forniti, diciamo così, di appeal culturale e anche dal punto di vista turistico, perché comunque insomma le persone che vengono a visitarci poi si soffermano nelle nostre tante attività economiche, a sperimentare la nostra enogastronomia, che è un prodotto di eccellenza non solo nel Veneto ma tutta Italia, e quindi insomma è un interesse a 360 gradi e quindi ribadisco l'orgoglio appunto di essere ospiti di queste manifestazioni. Naturalmente il fattore sostenibilità è sempre molto importante, quindi è importante anche sempre informare tutti quanti i visitatori, sia quelli che fanno l'attività concreta della pratica sportiva, sia coloro che li accompagnano, che siamo in un'area protetta e che quindi certi comportamenti insomma devono essere consoni. Ma questo, diciamo così, l'abbiamo già testato, abbiamo una struttura, un'organizzazione che è sempre top, che organizza, prepara e dopo la manifestazione si prende anche la responsabilità, la briga di controllare che tutto sia perfetto. Quindi che dire, grazie ancora e in bocca al lupo e buon X7 a tutti voi. Grazie, ringraziamo Alessandro Frizzarin. E appunto si parlava di Ente Parco Colli Ugani, che tra l'altro hanno anche un plus in più rispetto a magari altri territori, sono vicinissimi al comprensorio termale delle terme di Abano e Montegrotto. Fulcro di questo progetto The Wild Woods è appunto la città di Montegrotto Terme, con partenza, arrivo praticamente di tutte le gare, quindi è doveroso anche un saluto di Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme. Grazie, buongiorno a tutti, porto i saluti della città, voglio anch'io ringraziare la Neo. Microfono. Porto i saluti, ecco, è arrivato anche l'assessore. Grazie di questo invito a questa conferenza stampa in questo luogo molto prestigioso che nonostante la pioggia abbiamo raggiunto molto volentieri, e soprattutto grazie alla neoconsigliera regionale, già sindaca, da poche ore non lo è più, Giorgia Bedin, perché veramente il nostro territorio ha bisogno di un'interfaccia e già sappiamo che lei saprà farlo in maniera egregia, quindi complimenti e grazie per questo invito.
Io mi unisco a quanto è già stato detto, nel senso che la nostra città ha le porte aperte ed è a disposizione per tutte quelle realtà che hanno voglia di alzare il livello, soprattutto in merito all'organizzazione di eventi sportivi come questo. Quindi grazie agli organizzatori, anche perché questo non si configura come un evento semplicemente di un comune, ma un evento di una grande destinazione turistica che, come è stato detto, è quella delle terme e dei Colli Euganei. Perché vengo da qualche giorno in cui abbiamo analizzato alcuni fenomeni turistici europei, basta alzare un po', basta andare a vedere cosa succede all'estero, soprattutto in Austria, soprattutto a Tenerife, dove abbiamo eventi ciclici legati al ciclismo, perdonatemi il gioco di parole, che ci fanno capire che la portata di questi eventi non è solo utile ai cittadini, all'economia locale, alle organizzazioni sportive del territorio, ma è utile anche per far conoscere il territorio a una platea molto più ampia di sportivi che poi possono tornare anche per altre situazioni, come per l'appunto per farsi una vacanza termale, delle cure termali. E in ambito sportivo sappiamo benissimo l'acqua salso-bromoiodica e il fango termale quanto utili sono per la rigenerazione anche qualora qualcuno dovesse avere delle operazioni. Quindi un tema molto importante sarà quello dell'analisi dei dati. Sarà importante capire chi viene, da dove soggiorna, proprio per fare da un punto di vista sportivo ed economico un'analisi di quanto importanti sono questi eventi, perché ci aiutano sia a maturare una consapevolezza che non bisogna più ragionare tenendo conto dei singoli confini amministrativi, e in questo frangente il Parco Colli, che raccoglie mi pare 15 comuni, già ce lo fa capire dal 1989, e soprattutto ci fa capire l'utilità di portare nel nostro territorio eventi di destinazione. Eventi di destinazione che non sarebbero possibili senza un'organizzazione, in questo caso X-Event, molto preparata, e soprattutto anche la disponibilità delle singole amministrazioni comunali, quindi della polizia locale, della protezione civile, degli amministratori che si mettono appunto a servizio perché tutto funzioni al meglio. Quindi siamo sulla strada giusta, dobbiamo sempre creare consapevolezza che questo genere di eventi hanno ricadute positive sempre. Ovviamente il tema importante è capire chi viene, quanto resta, questo per anche un po' aggiustare quelle prossime edizioni che ci auguriamo verranno, in modo che questa credo sia la seconda, possa essere accompagnata da una terza, da una quarta, e renderci appetibili anche nel mercato internazionale legato a questi eventi, che è un forte momento motivatore di viaggiare. Quindi grazie di cuore, e la nostra città resta come sempre a disposizione. Grazie anche all'assessore che si è sempre interfacciato con gli organizzatori, perché il lavoro di squadra è sempre un lavoro che premia. Grazie. Grazie a Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme. Quindi per entrare proprio nel dettaglio delle 4 gare che saranno in programma, chiamo qui con me Federico Casalini, presidente di X-Event. Abbiamo anche delle slide, vediamo se riesco a farle partire. Eccolo. Federico, torniamo nel salotto dei Veneti per presentare un progetto che appunto è giunto alla seconda edizione, ma è un po' diverso perché quest'anno si è aggiunta anche la gara gravel, tutto sotto la tua organizzazione, la nostra organizzazione, e l'obiettivo ovviamente è quello di crescere. Intanto si è arrivati alla gara nazionale per le categorie giovanili, però c'è anche questo nuovo progetto gravel, quindi parlaci un attimo di tutto. Allora, intanto grazie, buongiorno a tutti, ringrazio il consigliere regionale Giorgia del supporto, dell'invito, molto molto apprezzato, perché questo aumenta il nostro credo organizzativo, perché noi abbiamo una dimensione sì tecnica, ma abbiamo bisogno assolutamente delle amministrazioni comunali, regionali, abbiamo bisogno di fare squadra, come ha detto il sindaco di Montegrotto. Questo progetto, The Wild Woods, è un progetto ambizioso che non ci spaventa. Abbiamo unito le discipline che già organizziamo in altre parti del Veneto. Montegrotto Terme, secondo la nostra visione, è il territorio giusto, la cittadina giusta che può ospitare un evento di questa dimensione, quindi il primo weekend 21 e 22 febbraio l'XCO,
e con gli Open gli amatori il sabato, la domenica la gara nazionale allievi ed esordienti. Prima gara in calendario nazionale, quindi arriveranno da tutta Italia e sono già numerose le iscrizioni. Si passa al weekend successivo, nel programma del sabato 28 una gara gravel e la domenica abbiamo un gran fondo di mountain bike di circa 40 km, prima tappa del Veneto Bike Cup, che è il circuito nazionale con più partecipazioni della Federazione Ciclistica Italiana. Gli obiettivi? Gli obiettivi. Beh, l'obiettivo è già di consolidarlo nella questa prima edizione, è vero, è la seconda edizione per quanto riguarda la presenza nostra nel territorio di Montegrotto Terme con l'XCO. Abbiamo aggiunto una gran fondo di mountain bike e la gravel. L'obiettivo è quello di renderlo già nazionale e perché no internazionale già dalle future edizioni. Quindi è un test organizzativo importante che riguarda anche la ricettività, la risposta delle strutture alberghiere e poi insieme alle amministrazioni faremo un ragionamento ampio e valido per capire che cosa fare in futuro. Il target l'hai anche un po' già anticipato, però comunque saranno di fatto 4 gare con 4 target anche un po' diversi, no? Assolutamente sì. Il primo weekend abbraccia più le famiglie perché avendo anche le categorie giovanili, oltre ai tecnici e allenatori, arriveranno anche le famiglie ed è già qui la numerosa la richiesta delle strutture alberghiere convenzionate con l'organizzazione. Il secondo weekend lo stesso, arriveranno molte presenze, magari anche non solo sugli alloggi alberghieri ma anche camper e qui con una buona collaborazione con la Polizia Locale di Montegrotto Terme abbiamo trovato una soluzione per creargli uno spazio consono per questi appassionati di sport, ciclismo ma anche del camper. Qua. Eccolo. Vai. Allora, qui ci sono dei dati di ottobre ancora. La gravel viene ridotto il percorso per motivi di natura organizzativa legati alla sicurezza ed è proprio al vaglio in queste ore. Ricordiamo però che è un multilap Esatto. per la gara gravel, cosa vuol dire? Che verrà fatto di fatto 2 giri Esatto. Che toccano varie municipalità, però per avere appunto la massima sicurezza ovviamente il gravel ha una caratteristica principale. La maggior parte del tracciato deve essere su strada sterrata, quindi si tocca pochissimo la strada asfaltata ed è per questo che è importante avere appunto tutto sotto controllo. Il bello del gravel è appunto questo, che anche con un circuito di 30-35 chilometri ripetuto più volte si riesce ad avere dal punto di vista anche tecnico proprio di qualità di gara una gran bella gara, perché ovviamente capite ben che strade sterrate, strade bianche, argini e quant'altro comportano delle capacità, delle skill tecniche che ovviamente nel ciclismo su strada non abbiamo. È diverso per chi magari non conosce il mondo gravel dalla mountain bike, perché le biciclette sono di fatto delle biciclette che non sono ammortizzate ed è per questo che ovviamente non si possono andare a toccare i sentieri che poi, giusto Federico, si troveranno il giorno dopo nella gran fondo di mountain bike. Sono le nostre classiche strade de Giara, come le chiamiamo in Veneto, argini, sono insomma delle location bellissime. Tra l'altro il Veneto è una delle regioni che ha veramente tantissimi percorsi gravel. Io continuo a dire il gravel è nato in Veneto e in Toscana di fatto, perché noi veramente abbiamo tanti percorsi, si riesce ad arrivare ai Colli Euganei dalla città di Padova senza toccare l'asfalto, andando solo e solamente per ciclabili sicure, quindi andiamo a togliere anche la problematica traffico ed sta diventando, al di là della gara gravel, anche un modo per viaggiare. Giusto Federico? Sì, confermo tutto quello che hai detto. Infatti le strade saranno degli attraversamenti sul percorso gravel, poi mi interesserà delle piste ciclabili, poi strade sterrate e alcuni sentieri adatti alla gravel. Gran fondo di mountain bike, vado veloce per non portare via troppo tempo. La gran fondo di mountain bike poco più di 40 km, ma poi spiegherà bene Massimiliano, un percorso secondo me meraviglioso. Ricordo che siamo arrivati alla versione 7, quindi c'è stato del lavoro per fare questo percorso.
in accordo con le amministrazioni e con il Parco Colli, dei Colli Euganei. Quindi anche qui noi siamo convinti di presentare degli ottimi percorsi gara, compreso l'XCO del 21-22 febbraio. Okay. Questa è la zona ovviamente che verrà predisposta per quanto riguarda tutti gli eventi. Anche... Sì. Soprattutto qui l'evento 28 febbraio, 1 marzo. Questa è la zona del villaggio, dei parcheggi, dell'area camper e poi dell'after race con un catering che aspetterà gli atleti dopo gara per... Ed è questo il punto. Quindi punto. al di là della gara c'è anche da mangiare, esatto, c'è da mangiare, c'è da bere, c'è possibilità di far conoscere i nostri prodotti anche a chi verrà da lontano, perché appunto non l'ha detto Federico, però la gara gravel solitamente attira anche parecchie persone transfrontaliere, quindi Slovenia, Austria, anche perché è collocata benissimo nel calendario internazionale gravel, perché poi va a anticipare un altro grande evento che tra l'altro organizza Federico, quindi verrà assolutamente scelto, e abbiamo già anche l'adesione di tutte le maggiori squadre, sia italiane che straniere. Qua siamo ancora... Qua a Piazza Roma, la finish line della gara sempre del 28 di febbraio gravel e del 1 marzo della mountain bike. Siamo a casa proprio del comune di Montegrotto Terme, che gentilmente faremo segreteria dentro il comune e le premiazioni saranno davanti al comune, cioè praticamente siamo dentro il cuore di Montegrotto Terme. Questi sono i percorsi dell'XCO del 21-22 febbraio, quindi 2 percorsi. Lo tengo qua perché adesso andremo anche a vedere un attimo e a sentire con Massimiliano Begin, certo, e Cristian Leghissa. Dopo, vabbè, casomai torniamo indietro. Questo è invece il percorso mountain bike. Della mountain bike. E poi qua ci sono poi tutto quello che organizzerà X-Event quest'anno per darvi un'idea, insomma, di tutti gli eventi che saranno organizzati. Federico, io ti ringrazio. Volevo chiudere ringraziando veramente in modo sincero il Comune di Montegrotto Terme, perché ha creduto fin da subito a questo progetto, anzi abbiamo iniziato a lavorarlo già l'anno scorso durante luglio 2025. Ringrazio Pierluigi Sponton, l'assessore dello sport, che mi ama ma mi odierà anche tanto, mi sta odiando tanto perché sento più lui che la mia compagna. Ringrazio Alessandro Frizzarin, presidente del Parco Colli, che fin da subito ho avuto degli ottimi dialoghi, devo dire, degli ottimi dialoghi costruttivi, e poi questi sono i risultati. Grazie Federico. Andiamo proprio nello specifico sui percorsi, quindi qui sopra, qui con me Massimiliano Begin e Cristian Leghissa, che tra l'altro oltre a studiare con Massimiliano i percorsi ha anche un ruolo a livello di Federazione Ciclistica Italiana, quindi rappresenta in questo caso anche la Federazione Ciclistica Italiana. Allora, domanda a bruciapelo, Massimiliano, parto con te. Volevamo sottolineare una cosa: nello staff di X-Events ci sono dei padovani che conoscono molto bene i colli, quindi questo è un po' il punto che voglio sottolineare, perché ovviamente prima abbiamo parlato di sostenibilità, abbiamo parlato di rispettare i sentieri, di non andare, di salvaguardare la morfologia dell'ente Parco Colli. Ecco, la chiave sta nel far costruire un percorso a chi il percorso, non dico che l'ha visto nascere, ma ci abita dentro, perché comunque Massimiliano è di Bastia di Rovolon, quindi queste zone le conosce benissimo. Allora Massimiliano, questo è il percorso allievi esordienti e poi gara open e amatori, che sarà la giornata precedente, quindi sarà il 21. Un percorso che anche dal punto di vista tecnico darà filo da torcere per essere la prima gara, ricordo, nazionale della stagione. Parlacene un attimo. Intanto buongiorno a tutti e grazie. Prima di tutto, il percorso è di 5 km grandi linee e si sviluppa tutto dentro il parco a Villa Draghi, per cui non si tocca un centimetro di asfalto. La gara dei più giovani taglierà in questo punto qua, che è un po' più corta, e invece gli open la faranno completamente.
I punti più tecnici sono la zona dietro la villa, comunque una cosa un po' più complessa. Se dopo vuoi passare a quello dopo... Assolutamente. Ricordo che loro sono proprio quelli che vedete sul campo, cioè se adesso andate, in questi giorni andate a Villa Draghi, li trovate là a pulire, a mettere a posto, sempre comunque mantenendo e rispettando rigorosamente, anzi ogni tanto tirano su anche le carte che trovano in giro di qualcuno che le lascia giù. Percorso invece Massimiliano per la Gran Fondo. Allora, il percorso della Gran Fondo è 40 km sui 1200 di dislivello. Toccherà le valli di Galzignano, farà un passaggio bellissimo secondo me sulla valletta del Pavaglione, che costeggerà, ci sono 2 o 3 guadi da passare, che è bellissimo. Si salirà, andrà vicino all'Ermo e Monterua e in senso orario si gira attorno, si farà tutto il giro del Venda, che è bellissimo e sarà un pezzo dell'alta via, si tornerà in su e si torna indietro, si farà ancora il Monterua in discesa, per fare il Vallorto, che è bellissima, si attraverserà Torreglia per fare la zona, il Monte delle Valli, che anche quello è una zona molto protetta da quello che ho capito, e si andrà a finire nella zona di Montegrotto di nuovo, Villa Draghi. Ricordiamo che per testare questo percorso sia Massimiliano che Cristian poi provano anche in bicicletta, no? Ieri provato. Ieri. Provato ed approvato. Ci sarà qualche ritocchino, perché però qualcuno mi tirerà le orecchie, però qualcosa devo fare. Grazie Massimiliano, diamo parola a Cristian. Cristian, ci sono voluti un po' di anni per riportare, torno indietro appunto sulla gara giovanile, riportare finalmente la mountain bike giovanile sui Colli Euganei. Mancava da tantissimi anni, aggiungo, mancava anche dalla provincia di Padova, quindi insomma soddisfazione dopo già il successo dell'anno scorso. L'anno scorso ad esempio si era partiti con Teolo con dei numeri altissimi, tra l'altro, la soddisfazione finalmente anche di avere una gara nazionale mountain bike per i giovani in provincia di Padova e all'interno del Parco Colli. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio tutti gli amministratori, la Giorgia e Montegrotto e Parco Colli per averci invitato in questo bel salotto. Porto i saluti anche come consigliere provinciale della provincia di Padova della Federciclo italiana. Sono onorato di far parte di questo progetto. In realtà è già tanti anni che stiamo dietro, diciamo, tutto questo maradam di percorsi. È un bel lavoro, perché è un lavoro che comunque è prettamente di volontariato, è un lavoro che va, diciamo, non a creare, diciamo, nuovi sentieri, ma cavalcare, diciamo, già le tracce esistenti, dalle quali, diciamo, c'è parecchio lavoro nel pulire, anche perché la sicurezza dove passano gli atleti passa in primo piano, anche perché ci sono degli alberi caduti e via discorrendo con diciamo le varie intemperie meteorologiche. Noi stiamo monitorando assieme a Massimiliano, che è più presente sul campo, tutto il discorso dei sentieri. Speriamo che da qui in poi il tempo ci aiuti. Abbiamo già, diciamo, iniziato a pulire qualcosa, dobbiamo perfezionare tutto in modo tale che dimostriamo all'utenza che ci verrà a visitare un percorso e un lavoro lindo, pulito, e soprattutto dimostrare quanto siamo capaci nell'organizzare e di presentare, diciamo, il territorio a chi ci viene a visitare da fuori. Anche con un percorso tecnicamente valido per essere gara nazionale e ovviamente apertura del calendario. Mi aggancio a una cosa detta appunto da Cristian. Io direi che, visto che oggi sta diluviando, il sole lo prenotiamo sia per il weekend del 21-22 che per il weekend prossimo, anche perché tanto la neve per Cortina è arrivata. Direi che giusto anche per conferenza voi. Conferenza bagnata, gare fortunate. Ecco, gare fortunate. Difatti ieri sono stato un po' a ciaspolare, per dirti, andando fuori tema,
Veloce però perché dobbiamo sì, nelle zone chiudere. di Asiago, e posso dire, quando sono andato Che neve ce n'è. sul Monte Corno, ho visto quanto bello sia il Veneto da sopra. Bene, ringraziamo Massimiliano Begin e Christian Leghissa e chiamiamo qui Giorgia Bedin per i saluti finali. Grazie Ilenia, grazie a tutti. Allora io faccio un grandissimo in bocca al lupo all'organizzazione perché tutto vada bene e sono convinta che ci sarà il sole. E faccio in bocca al lupo a tutti gli atleti che naturalmente si confronteranno. Grandi complimenti insomma anche al sindaco di Montegrotto e al presidente del Parco Colli Euganei, perché in effetti insomma ci dobbiamo credere come amministratori. Ho apprezzato molto anche il discorso sull'indotto e sui numeri che vanno sempre verificati, studiati per migliorarsi sempre di più, perché è quello che dobbiamo fare tutti, anche nello sport ma anche nella vita. Quindi buona gara, buon divertimento e grazie Ilenia. Grazie e vi aspettiamo tutti dal 21 febbraio in poi a Montegrotto Terme per